Venezia bloccato dalle prime luci dell'alba fino a mezzanotte dopo la morte di Alessandro Zabeo, il 34enne caduto da 3 metri mentre lavorava fra i container al terminal Vecon. Bikers da tutta Italia assieme ad amici e familiari a Quinto di Treviso per i funerali della 55enne stroncata da un malore venerdì, un giorno di doppio dolore, suo marito sconvolto si è tolto la vita alla vigilia dell'addio. Spese e bollette sempre più care, famiglia in piazza il 10 giugno, la manifestazione organizzata dalle associazioni dei consumatori, gli aumenti peseranno fino a 1.900 euro l'anno per famiglia. Per la prima volta una telecamera entra all'interno del centro Paludi a Ponte nelle Alpi, nell'enorme fabbricato mai realizzato, in una stanza angusta ha trovato casa un giovane migrante. False residenze per ottenere il reddito di cittadinanza, novità padovana scoperte e denunciate, oltre 100 persone. I lupi tornano in azione nell'altopiano di Asiago e con essi torna la paura, un pony è stato sbranato, si cerca un altro cavallino scomparso. Grande emozione a Mara Ostica dove dopo 4 anni torna la storica tradizione biennale della partita a scacchi viventi dopo lo stop del 2020 a causa della pandemia. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Il porto di Venezia bloccato dalle prime ore dell'alba di oggi fino ad oltre la mezzanotte per la morte del 34enne caduto ieri da 3 metri mentre lavorava tra i container al terminal Vecon. Alessandro Zabeo non ce l'ha fatta, ha perso la vita lavorando qui al porto. Per questo oggi a partire dalle 5:30 lavoratori e sindacati si sono radunati qui davanti a centinaia in segno di solidarietà nei suoi confronti, nei confronti della sua famiglia, ma soprattutto per lanciare un forte messaggio: non si può morire sul posto di lavoro. La morte di Alessandro a 34 anni, caduto da 3 metri d'altezza mentre lavorava tra i container al terminal Vecon di Porto Marghera, ha portato a bloccare l'attività del porto. È impensabile, devastante pensare che si va a lavorare e che non si rientra a casa. È devastante pensare che non si riescano ad impedire questi grandi drammi sul lavoro. A noi va la piena solidarietà innanzitutto a tutta la famiglia che ha subito questo gravissimo lutto. Un lutto che arriva a distanza di 14 anni dall'ultimo incidente mortale al porto di Venezia. È sicuramente un record. Noi siamo riusciti comunque attraverso l'organizzazione del SOI, questo sistema integrato di soggetti che valutano e verificano la sicurezza in tutto il sedime portuale, non solo in una singola azienda, vuol dire che comunque questo meccanismo, questa buona pratica ha funzionato, perché purtroppo il triste primato della portualità è quella di avere frequentemente incidenti mortali, perché è comunque un lavoro rischioso, è comunque un lavoro pericoloso. Allora però a noi è successo ieri e quindi da qui dobbiamo ripartire. Durante il presidio è arrivato anche il presidente del porto di Blasio per incontrare i lavoratori. Al momento della caduta sembra che Alessandro fosse da solo a operare, un aspetto su cui i sindacati vogliono accendere i riflettori, quello dell'affiancamento delle figure più esperte. Non basta avere un certificato, non basta avere fatto i corsi, bisogna che in una difficoltà e in una complessità di questo lavoro i portuali dicono bisogna rubare il mestiere con l'occhio, serve tempo e serve affiancamento e questo in realtà non solo nei portuali, tantissimi altri mestieri è la cosa che si è più trascurata. E la mobilitazione dei sindacati non finisce oggi. Per la giornata di domani CGIL, CISL e UIL hanno indetto uno sciopero nazionale di 2 ore a ogni fine turno, prestazione di lavoro di tutti i lavoratori e le lavoratrici dei porti con suono delle sirene alle 12. Ed oggi pomeriggio a Quinto di Treviso l'ultimo saluto a Giovanna, la biker morta a causa di un malore all'età di 55 anni. Il marito Luca, vinto dal dolore, si è tolto la vita alla vigilia della funzione. Meraviglioso. Quando me l'ha consegnata 2 anni fa è stata una cosa, l'emotività perché me l'hanno fatta e non sapevo niente, hanno fatto quello che hanno voluto loro, specialmente Luca ha detto te la faccio così via e basta. Un grande amico. Sì. Che tipo di persona era Luca? Socievole, molto simpatica, sempre gentile e
come lui, sua moglie. Una persona speciale che porteremo sempre nel cuore, proprio per la forza che ha dimostrato in tutti questi anni. Una lunga fila di bikers, uno ad uno, arrivano per prendere posto sul grande piazzale della chiesa di San Giorgio, che per un pomeriggio risuona del rombo dei motori. Abbracci commossi e strette di mano tra amici vicini e lontani, tutti uniti dall'affetto per la loro Jojo e per il loro Luca, esempio di onestà e cuore che non ha retto alla morte della sua amata, scegliendo di togliersi la vita il giorno prima del suo funerale. In 600 arriveranno da tutta Italia per salutare Giovanna e pregare per Luca. E insieme formano una coppia invidiabile, una coppia affiatata, con una passione in comune per la moto, in particolare le Harley Davidson. Vivono insieme un quarto di secolo e ora insieme muoiono. Nelle parole di Don Stefano Bressan, parroco di Quinto, la storia di Giovanna, dalla nascita alla scoperta del diabete a 20 anni, fino al male affrontato sempre a testa alta, la sua forza e la sua voglia di vivere. La moto per lei era libertà. Il nome di Luca, quel posto vuoto accanto ad amici e parenti, torna sempre, durante l'omelia ma anche nel ricordo dei nipoti, letto con emozione alla fine della cerimonia. Ho l'armadio pieno di te con tutti i vestiti che mi davi, ho il braccio tatuato per te, ho il cuore pieno di te. Hai affrontato la vita regalando sorrisi a tutti e piangendo per conto tuo, e tutti ti ricorderemo per la tua pazzia, il tuo sorriso e per la tua voglia di vivere, sempre nonostante qualsiasi ostacolo. Per quanto riguarda mio zio Plucchi, colui con il quale condivido lo stesso cognome e soprattutto lo stesso sangue, ecco, in questo momento non voglio pronunciarmi, probabilmente potrebbero uscire tante parole di rabbia. I parenti si stringono attorno a mamma Giuliana e al fratello Frank. In chiesa arrivano anche il sindaco Sartori e l'ex sindaco D'Alziglio. Il dolore da sopportare oggi per tutti è ancora più grande. Alla fine della cerimonia le mani degli amici una dopo l'altra si posano sulla bara di legno naturale adornata semplicemente con rose e rosa e un mazzo di girasoli. Sarà un arrivederci, dice a tutti Don Stefano. Ora sappiamo, conclude, che Dio rispetta a tal punto la nostra libertà da lasciare a noi la decisione se vivere o morire. E cambiamo pagina, le 7 materie, poi la legge quadro, le iniziative a favore dell'autonomia intraprese dal Partito Democratico sono già superate, secondo il governatore del Veneto, Luca Zaia. Siamo sempre stati assolutamente disponibili a dialogare con tutti, ma siamo arrivati ai tempi supplementari, cioè la legge quadro è già stata fatta, il mandato del Consiglio regionale per andare a trattare è già stato dato. Aprire oggi un tavolo di discussione non serve a nulla, visto e considerato che le discussioni le abbiamo fatte a suo tempo, si è trattato e oggi c'è già la legge quadro scritta a livello nazionale. Benvenga questa folgorazione sulla via di Damasco, ma la proposta di legge quadro sull'autonomia stesa dal Partito Democratico arriva per il governatore Zaia a tempo quasi scaduto. Il percorso necessario il Veneto lo ha già compiuto, spiega Zaia, l'unico interlocutore della regione è e rimane il governo. A me non risulta che il governo abbia incaricato il PD di fare la trattativa. Voglio ricordare che noi la nostra trattativa, quando dico noi sto parlando di Emilia Romagna, di Veneto, di Lombardia, la nostra trattativa l'abbiamo fatta con gli uffici e con il ministro Gelmini. La legge quadro non ci serve oggi proposta dal PD perché è già stata proposta dal ministro Gelmini assieme a noi ed è già oggetto di valutazione legislativa a Palazzo Chigi ed è già nel tavolo da mesi al Ministero delle Finanze, per cui penso che il PD possa solo attendere che questa legge arrivi in Parlamento e decidere se votarla oppure no. Zaia rispedisce al mittente la tesi secondo la quale la via dell'autonomia sarebbe facilitata, come sostengono i Dem, dalla scelta di poche mirate materie come le 7, libere dai LEP, i livelli essenziali di prestazione, su cui il Partito Democratico propone di concentrarsi. Le faccio un solo esempio per far capire la malafede. Ci sono delle regioni, penso all'Emilia Romagna che non è della Lega ma del PD, piuttosto che la Toscana, che hanno chiesto poche materie, anche loro stanno battagliando con noi per avere l'autonomia. Se fosse vero che basta chiederne poche per avere l'autonomia, si sarebbe già realizzato questo progetto. Di buono, conclude il governatore, c'è dunque che il PD si dimostra aperto a votare la legge in Parlamento, ma sulla richiesta di avviare un confronto in Consiglio regionale Zaia ribadisce l'inutilità e l'inopportunità di questo passaggio. Se oggi aprissi un tavolo regionale il governo mi dice scusa ma fino adesso abbiamo lavorato per parlare di cosa? Spese e bollette sempre più care, famiglia in piazza il 10 giugno, la manifestazione organizzata dalle associazioni dei consumatori. Secondo l'osservatorio prezzi di Federconsumatori gli aumenti peseranno fino a 1.900 euro all'anno per una famiglia tipo.
Stiamo organizzando insieme alla quasi totalità delle associazioni dei consumatori riconosciute per il prossimo 10 giugno una manifestazione che si terrà su tutto il territorio nazionale. Riteniamo che sia giunto il momento che tutti noi manifestiamo la gravità di questa situazione. Dal caro bollette alla spesa alimentare sempre più costosa, famiglie in piazza con le associazioni dei consumatori per chiedere interventi strutturali in grado di invertire una situazione sempre più preoccupante. Secondo il nostro osservatorio prezzi, parliamo di un incremento di spesa sempre su base annua di oltre 1.900 euro per una famiglia tipo. Diminuisce poi ovviamente il consumo di determinati beni, abbiamo calcolato un meno 16% di utilizzo di carne e pesce, ad esempio, ma la cosa più preoccupante, se vogliamo, è la diminuzione delle spese per la cura della persona e soprattutto anche della salute. Gli interventi finora attuati dal governo non sono sufficienti, secondo Federconsumatori, che chiede provvedimenti non più solo emergenziali su vari settori, a partire da quello dell'energia. Ad esempio abbiamo chiesto al governo che venga modificato il criterio di calcolo in base al quale ARERA, che è l'autorità garante, stabilisce il prezzo di luce e gas per il mercato tutelato e che poi funge insomma da raffronto anche sul mercato libero. Oppure ancora l'annosa questione della riforma degli oneri di sistema, la definizione di una casistica della morosità incolpevole, soprattutto in questo periodo in cui appunto le famiglie sono sempre in difficoltà, ma non possono essere sempre provvedimenti spot. Bisogna dare delle regole che durino nel tempo. Ed in Africa la situazione a causa della guerra in Ucraina è già quasi apocalittica. Il racconto di padre Giuseppe Cavallini, direttore della rivista Nigrizia, intervistato ieri sera a Ring dal vice direttore Ferdinando Avarino. Il fatto che sia scoppiata la guerra è stato davvero devastante, perché da noi, come ben sappiamo, ecco, Draghi ha chiesto di ridurre un po' il consumo dell'energia, magari raffreddando meno durante l'estate le nostre stanze. Laggiù ha significato entrare in un clima di siccità, di carestia e adesso di fame, perché le ultime dichiarazioni delle Nazioni Unite parlano di addirittura tutto assieme 35 milioni di persone a rischio di fame e quindi di morte. 35 milioni. 35 milioni, di cui 17 milioni nel Corno d'Africa ed il resto nei paesi del Sahel. E poi c'è da aggiungere anche Mozambico e Madagascar, che pure hanno cominciato a vivere una situazione di carestia tremenda, ecco, soprattutto nel Madagascar del Sud. O si sblocca questa situazione, il Kenya riceveva il 70% del fabbisogno, diciamo, di pane. Ormai il pane sta diventando il cibo staple food, il cibo fondamentale per molti di questi paesi, ecco. Quindi la Libia, l'Algeria, la Tunisia hanno tutte sofferto la stessa situazione e finché rimarrà questo blocco il rischio di fame sarà fortissimo. Arrivano i missionari e mi dicono che hanno già cominciato anche a morire, soprattutto in Etiopia. Io sono stato 30 anni in Etiopia e lo so cosa succede a morire i bambini. E come sappiamo è la solita categoria iniziale, poi arrivano le donne e gli anziani e infine gli adulti, insomma, ecco, questa è la situazione. Chiaramente questo porterà a nuovi abbandoni della propria terra verso l'Europa e l'Italia in particolar modo, immagino. Rischiamo davvero di ritrovarci in brevi anni con delle invasioni che nessuno sarà capace di colmare, di bloccare, perché ci vorranno politiche del tutto diverse. Purtroppo abbiamo anche un'Europa che, come ben sappiamo, non riesce a trovare una modalità unica di intervenire né nel conflitto né nei confronti di questo continente, anzi ancor meno. L'unica roba che gli interessa, un'altra cosa che diciamo su Nigrizia, è che vengono in cerca di sfruttacchiare gas e petrolio da questi paesi. Andiamo ora nel Bellunese. Per la prima volta una telecamera entra all'interno del centro Paludi, a Ponte nelle Alpi, la nostra esclusiva dentro la cattedrale nel deserto. Vediamo.
Siamo entrati da un pertugio sul lato ovest della recinzione, un tempo invalicabile che delimita l'area del grande centro paludi a Ponte nelle Alpi. Per la prima volta è possibile vedere da vicino ciò che è diventato quell'immobile eretto nel lontano 1999. La distruzione regna all'interno del centro a paludi di Ponte nelle Alpi, che fu nell'idea originaria centro commerciale, mai portato a termine. Vi facciamo vedere con Stefano Bozzi la situazione anche del non solo del degrado, ma anche della distruzione e probabilmente anche della pericolosità del luogo, perché come potete vedere il pavimento presenta delle fessurazioni molto importanti. 7.300 metri quadrati destinati nel 2000 ad ospitare negozi, bar, multisala, ipermercato, bowling, tutto individuato nelle planimetrie pubblicate online, pur se quel luogo non poteva essere commerciale per l'esaurimento degli spazi previsti dalla legge regionale. 23 anni dopo, quell'immobile fantasma che si affaccia sulla 51 di Alemagna è fagocitato dall'incuria del tempo e dalle vicissitudini senza fine di passaggi di proprietà, l'ultimo nel 2017, quando la TM2 di Reggio Emilia, inadempiente del contratto di leasing, è costretta a cedere l'enorme fabbricato a Banca Intesa e oggi nella disponibilità della sua consociata Intrum. Sarebbe dovuto diventare la porta delle Dolomiti, un'area logistica a supporto delle aziende bellunesi, ma i lavori non sono mai partiti. In un augusto riparo del centro Paludi ha trovato casa Aziz, un giovane migrante di 32 anni del Benin, regolare in Italia dal 2011. Aziz, tu vivi qui dentro? Sì. Da quanto tempo? 4 mesi qui, sì. Aziz ci mostra la sua casa di fortuna, senza luce né acqua, un giaciglio per terra, la sua bicicletta che usa per spostarsi nella zona artigianale di Paludi, dove riesce a raccimolare qualche offerta in cambio di lavoretti, e per raggiungere la mensa della Caritas a Belluno, che gli offre un pasto al giorno e che si è attivata per trovargli un alloggio decoroso. Giovedì prossimo Aziz ha un appuntamento al centro per l'impiego. E se uno trova di casa qui bene, non c'è problemi. La cronaca ci porta ora nel padovano false residenze per ottenere il reddito di cittadinanza. 90 Padovana scoperti un centinaio di furbetti. Sulla carta risultavano residenti a Noventa Padovana, di fatto però erano dei fantasmi. Sono oltre un centinaio i furbetti della residenza scoperti dalla polizia locale in un'indagine iniziata lo scorso novembre. Il finto indirizzo di residenza serviva per far poi richiesta di reddito di cittadinanza o deludere i controlli del fisco. Un lavoro durato mesi, quello della polizia locale di Noventa Padovana, che ha smascherato circa un centinaio di residenti fantasma, 70% stranieri, 30% italiani, molte volte coperti da altri inquilini che mentivano al momento degli accertamenti. A volte con la compiacenza di altri residenti all'interno dello stesso appartamento, mantenevano la residenza nonostante di fatti poi non ci fossero. E la stessa preside ci ha chiesto di verificare alcuni bimbi che non si erano mai presentati nell'anno scolastico a scuola. La polizia locale li ha scoperti anche grazie alle targhe delle auto mai passate per le strade di Noventa oppure abbandonati da mesi nei parcheggi. L'indagine ha portato a galla solo la punta dell'iceberg. Al vaglio del comando ci sono molte altre posizioni sospette. Stiamo lavorando su più fronti nell'obiettivo della sicurezza comunale e in questo particolar modo è stato veramente un ottimo lavoro dei nostri agenti. Andiamo ora sull'altopiano di Asiago, dove i lupi tornano in azione. Tornano in azione i lupi in altopiano e a pochi giorni dall'inizio della stagione dell'alpeggio sbranano un pony a 2 passi dalle case. La predazione è avvenuta in contrada Pubel di Foggia, dove il povero animale è stato aggredito nel suo recinto durante la notte. Non aveva scampo ed è stato abbattuto e parzialmente divorato dai selvatici. La carcassa è stata ritrovata dai proprietari, che hanno potuto solamente segnalare la predazione alle forze dell'ordine. Un altro cavallino è scappato spaventato dai lupi. Da molto tempo non veniva sbranato un pony in altopiano e questo evento suona come un triste avvertimento a una manciata di giorni dall'avvio della stagione delle malghe e del turismo. E grande emozione a Marostica, dove dopo 4 anni torna la partita di scacchi a personaggi viventi. È l'entusiasmo del ritorno di un grande amore, quello che riempie la sala consiliare del Castello Inferiore di Marostica per l'annuncio dell'edizione 2022 di un evento che rappresenta tutta la città.
finalmente riannunciamo e confermiamo la partita a scacchi di settembre. È un momento di grande emozione, di grande orgoglio, perché la partita a scacchi risveglia nella città veramente uno spirito e un clima che è difficile da raccontare e da spiegare per chi non è da Marostica. 4 anni di stop, 2 di pandemia. La partita a scacchi e personaggi viventi di Marostica tornerà nella sua piazza il 9, 10 e 11 settembre. Saranno rinnovati il 50% dei figuranti, promettono gli organizzatori della Pro Marostica, che stanno compiendo in queste settimane le selezioni e annunciano anche il debutto di un ricco cartellone di eventi culturali chiamato Vivi il Sogno, che prenderà il via sabato prossimo con un incontro dedicato alle mura di Marostica e ai 650 anni dalla loro costruzione. Una rievocazione storica celeberrima con importanti ricadute sul territorio. Si attendono più di 20.000 presenze, perché di fatto gli spettacoli in vendita saranno 4, però si sta ragionando anche su qualcos'altro, e la presenza straniera è preponderante, più del 50% sono persone da fuori la provincia di Vicenza, quindi un indotto economico importante non soltanto per la città, non soltanto per l'area bassanese, che registrerà sicuramente sold out, ma per tutte le province che gravitano su Marostica. Un'edizione in cui l'antica giostra rivive di un messaggio universale. Io penso che sarà un messaggio importantissimo, quello di ritrovarsi tutti insieme, una comunità intera dentro una piazza, con molti stranieri, tra virgolette, che vengono ad incontrarci in questo unico grande abbraccio che è la partita. Ed è tutto per questa edizione del Veneto dei nostri notiziari. Grazie per essere stati con noi. Uno sguardo al meteo per le prossime ore. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica cede lievemente. Una perturbazione atlantica in transito sul nostro territorio causerà un peggioramento del tempo. Vediamo il dettaglio di mercoledì 25 maggio. Sul Veneto situazione instabile, lo vedete, qualche momento soleggiato in mattinata, ma a seguire aumento della nuvolosità con piogge sparse anche su rilievi, zone pedemontane e pianura centro-occidentale. Nel pomeriggio poi i fenomeni si estenderanno anche al resto della regione, compreso il litorale. Temperature minime tra 11 e 19 gradi, massime invece tra i 25 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà più asciutto al mattino, poi piogge via via più diffuse e anche abbondanti sui monti ma anche altrove. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra i 27 e i 29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà esattamente variabile. Avremo un'alternanza di rasserenamenti e temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime in calo sui 23 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.